celebrare Dante partendo dal suo legame con il territorio ligure. Questo è il fine principale della manifestazione Dante Fiumana Bella. Il legame deriva dal celebre verso della commedia Intra Siestri e Chiaveri s'adima una Fiumana Bella e vede la partecipazione dei due comuni citati, Chiavari e Nerone, e gli San Colombano Certenoli, che in località Scaduglia ha il ponte dedicato proprio al sommo poeta. Un'occasione anche per legare, grazie ad una rassegna culturale, i comuni dell'entroterra con la Riviera. Potremo vedere insieme momenti di musica, di spettacolo, ma vivere anche momenti più legati a delle specificità del territorio. Mi piace ricordare il fatto che Chiavari sia legata a una tradizione di fumettisti importanti, e presenteremo insieme a Stefano Biglia un suo lavoro molto importante, appunto dedicato a Dante e alla Fiumana Bella. Per il territorio del comune di Nerone una manifestazione così imponente e così di valore culturale non si era mai vista. È stato frutto di un lavoro dell'amministrazione comunale di Nerone negli anni scorsi e siamo stati bravi a far recepire il discorso di Siestri, comune di Nerone. Come dico, mio padre già nel 1981 aveva avuto questa intuizione di dedicare a Dante il ponte di Scaruglia per un motivo fondamentale. Intanto il ponte si trova sul torrente Lavagna, e che è la Fiumana Bella citata da Dante nella Divina Commedia. Per il territorio è un evento importante in quanto è un motivo per far conoscere al di fuori della Liguria, diciamo così, il nostro comune, che ha tantissime cose interessanti sia dal punto di vista naturalistico e anche dal punto di vista storico.